Ricordate la fiaba di Jack e della pianta dei fagioli? Ecco, nel caso di Lamon i fagioli non sono magici, ma poco ci manca. Come farebbero altrimenti in una località così remota dell'Alto Feltrino a spingere migliaia di visitatori a venire in un borgo abitato da meno di 3.000 abitanti? E invece il caso di Lamon fa scuola per quanto riguarda la valorizzazione dei prodotti tipici. Con le sue 4 varietà, Spagnolite, Spagnol, Calonega e Canalino, il fagiolo di Lamon IGP mantiene orgogliosamente delle origini umilissime, sebbene con una selezione del prodotto finale talmente accurata da richiedere tempo e pazienza anche in questi anni di progresso tecnologico. Se una volta il fagiolo veniva definito la carne dei poveri, oggi si sa che questo prodotto ha dei valori nutrizionali comparabili o addirittura superiori a quelli della carne, senza avere le controindicazioni di quest'ultima. Addirittura si diceva un tempo che il fagiolo fosse afrodisiaco e quello di Lamon, con il suo gusto rotondo, una polpa tenera e una scorza sottile, è stato definito come ancor più esclusivo e quindi di valore. Ma a tutti questi valori ormai antichissimi, il relativo consorzio ha lavorato con una cura tale che oggi la produzione viene regolata da un'etica ferrea, che si percepisce bene anche visitando il borgo di Lamon durante la sua sagra più importante. Nel piccolo paese sull'altopiano di Lamon, caratterizzato da paesaggi a tratti aspri e rocciosi, a tratti distesi e panoramici, si riversano migliaia di persone che oltre a comprare i fagioli vengono a assaggiare le specialità di questa zona, che sono tante e varie. Ieri, domenica, si è tenuta l'ultima giornata di questa sentita manifestazione. Al mattino le bancarelle che occupavano la piazza solitamente assopita del paese venivano animate da giochi di prestigio, spettacoli per bambini, ma anche da esibizioni folcloristiche, attività legate all'equitazione tra sbandieratori e musicisti da Feltre a Vittorio Veneto. Ma c'è stato spazio anche per l'educazione e in particolare per l'enogastronomia. Tutti gli stand organizzati da vari gruppi di volontari presentavano piatti diversi, molti dei quali a base di fagiolo di Lamon, anche per dimostrare la varietà di abbinamento possibili.